Vitelli in fuga in autostrada, sono spaventati, scappano dopo un incidente in cui alcune bestie sono rimaste uccise. Sono le prime luci dell'alba, alle 6:30, sulla 4 tra Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest, un autoarticolato carico di bovini, dopo un tamponamento con un'automobile, si rovescia su un fianco. Qualche automobilista di passaggio lancia l'allarme, i vigili del fuoco accorrono da Arzignano e Vicenza. Arrivati sul posto, aiutano i due autisti del tir, rimasti leggermente feriti, a venire fuori dalla cabina per poi consegnarli alle cure dei medici e degli infermieri del SUEM 118. L'autoarticolato, che era carico di 50 bovini, viene messo in sicurezza dai pompieri. Nell'incidente alcuni animali non sopravvivono, altri restano feriti, altri ancora rimangono bloccati, ma ci sono alcune mucche che, spaventate, iniziano a correre sull'autostrada. In direzione Venezia viene posto l'obbligo di uscita a Montecchio con code che raggiungono subito i 14 km, che poi diventano nel corso della mattinata addirittura 25. Una situazione che si riflette anche sul traffico stradale dell'Ovest Vicentino, che va in tilt. Tutti gli uomini a disposizione in campo da questa mattina alle 7, ciò nonostante gli incolonnamenti sono stati inevitabili dalla statale 11 con più di 10 km di colonne, la strada del Melaro sostanzialmente sempre intasata fino a Vicenza, ma anche la provinciale 500 e la stessa autostrada che mi dicono avesse più di 25 km di colonna. Intanto in autostrada la polizia stradale, con i vigili del fuoco e alcuni veterinari dell'Ulsotto Berica, hanno recuperato gli animali impauriti e feriti che scappavano in direzione di Vicenza Ovest. L'autostrada è rimasta bloccata per 6 ore, un dramma per quelle bestie, vittime di un incidente la cui dinamica deve essere accertata dalle autorità competenti.